L'inflazione nel Veneto. Cause, conseguenze e soluzioni. Come affrontare efficacemente l'aumento dei prezzi dei beni e dei servizi nel nostro territorio? L'inflazione può avere conseguenze significative per il Veneto, in particolare alla luce dello svantaggio fiscale che la Regione ha a causa del residuo fiscale di 15 a 20 miliardi di euro che viene impiegato in altre regioni italiane. Quando i prezzi dei beni e dei servizi aumentano nel tempo, ciò può rendere più difficile per le famiglie venete acquistare ciò di cui hanno bisogno, soprattutto se i loro redditi non aumentano allo stesso ritmo. Inoltre, l'inflazione può rendere meno attraente investire in Veneto, poiché i rendimenti delle attività finanziarie potrebbero non essere sufficienti a compensare l'aumento dei prezzi. Per affrontare efficacemente l'inflazione nel Veneto, è importante considerare sia la domanda che l'offerta e agire di conseguenza. Ciò potrebbe includere l'adozione di politiche che promuovono la crescita economica, come investimenti in infrastrutture, formazione e sviluppo delle competenze, nonché il sostegno alle aziende locali per aiutarle a competere con successo sui mercati globali. Inoltre, potrebbe essere necessario prendere in considerazione misure per gestire la domanda, come ad esempio l'adozione di politiche fiscali mirate o il monitoraggio dei prezzi dei beni e dei servizi. È altrettanto importante che gli economisti e i decisori politici affrontino il tema dell'inflazione in modo più specialistico e concreto, fornendo dati e una discussione più approfondita. Solo allora potremo comprendere meglio questo fenomeno complesso e trovare soluzioni efficaci per affrontarlo. Inoltre, è fondamentale che il Veneto abbia una voce forte e autorevole nei dibattiti sull'inflazione a livello nazionale e internazionale, al fine di proteggere gli interessi della regione e garantire un futuro prospero per le sue famiglie e le sue imprese.